Sì, in effetti ci sono state varie fasi delle assunzioni, fase 0, fase A, fase B e fase C. Ovviamente questo è dovuto al fatto che non solo si sono coperti i posti di organico di diritto normali, poi c'è stato anche l'organico di potenziamento, c'è stato un vario scaglionamento dei posti. Noi in questa provincia abbiamo, fra le varie fasi, abbiamo assunto circa 1500 docenti. Ovviamente ai normali 400 generalmente che facciamo durante l'iter normale dei vari anni si sono aggiunti questi 1100 posti di potenziamento che sicuramente hanno portato un valore in più nelle scuole, una risorsa umana in più nelle scuole che possono essere sfruttate al meglio ovviamente per tutta la realizzazione di quei progetti, quelle attività che sono importanti per la riuscita anche dell'attuazione della buona scuola. Ovviamente la scuola è formata anche di organi collegiali che decidono e quindi il dirigente è vero che dovrà indirizzare e effettuare una programmazione, ma la farà anche unitamente al corpo docente e agli organi collegiali, ai genitori eventualmente, e anche agli studenti nelle scuole secondarie di superiore. Io penso che se noi andiamo su un'ottica dal punto di vista di risultato, di realizzare dei risultati, ovviamente il dirigente scolastico quando svolgerà la sua attività avrà soprattutto il servizio di fronte all'obiettivo del servizio che deve realizzare e quindi ovviamente il fatto del clientelismo o meno vorrà ovviamente accanto a sé dei docenti bravi, dal personale amministrativo bravo, volenteroso ovviamente che si impegni e non penso che abbia, perché a sua volta poi sarà valutato anche il dirigente scolastico e quindi da questo punto di vista non penso che poi possa incidere più di tanto il fatto del clientelismo, che spero non ci sia.